una lista che ha cercato anche di rappresentare tutto il territorio veronese. Abbiamo candidati delle città, ma anche dell'est, dell'ovest della provincia, del sud della provincia, e quindi una lista, secondo me, piena di persone notevoli sul piano politico, ma ancora di più sul piano della loro professionalità e della loro esperienza di vita. Quali sono i temi fondamentali? I temi fondamentali li conoscono già i cittadini perché li vivono tutti i giorni. Quello fondamentale, perché la regione ha un ruolo importante, è quello della sanità e dei servizi sociali. E diciamo che il Veneto nel 1978 è stato fondamentale, continua semi nella riforma universalistica della salute e della sanità, con l'abolizione delle mutue e con il diritto di tutti i cittadini ad avere la protezione per la propria salute. Ebbene, questa cosa piano piano sta per essere scardinata. Noi siamo contrari su questo, riteniamo che ognuno di noi, ogni cittadino abbia diritto a essere curato secondo le proprie esigenze, e mentre vediamo dalle liste di attesa, ma da tanti altri segnali, che si sta spostando l'attenzione sulle assicurazioni private, e questo noi non lo vogliamo. A sostegno di Monildo, ben 7 liste, come si convive in una coalizione così ampia? Ma si convive bene perché ognuno fa la sua parte in questa coalizione ampia. Noi come Partito Democratico riteniamo di essere la colonna principale di tutta la coalizione, perché l'abbiamo voluta, perché il candidato a presidente è un candidato del Partito Democratico, perché è un candidato che piace a tutti i partiti, dall'estrema sinistra fino al centro moderato. Da noi c'è anche Azione di Calenda che appoggia, cosa che non c'è in altre regioni. Ad esempio, da noi c'è Rifondazione Comunista che appoggia, cosa che non c'è in altre regioni. Vuol dire che il lavoro fatto da Giovanni Manildo, il nostro candidato presidente, e da Andrea Martella, il segretario regionale, è stato un lavoro eccelso, e noi li ringraziamo per questo. Per chiudere, ha detto la sua prima preoccupazione in realtà è la partecipazione al voto. Sì, i dati che abbiamo sono di gente che non conosce il fatto che ci siano le elezioni, non sa che sono le elezioni regionali. Questo forse è colpa anche del calendario, colpa di una normativa che lascia ad ogni regione la scelta, in base anche a volte, come nel Veneto, alla convenienza, per cui Luca Zaia prima ha voluto aspettare a vedere se gli davano il terzo mandato, che per lui sarebbe il quarto, poi voleva la lista col suo nome, poi non gli hanno dato quella, allora è arrivato a chiedere la lista che nella Lega ci sia, oltre che Lega Nord, anche Zaia, e non gliel'hanno data. Infine si candida in tutte e 7 le province, sapendo che questo è incompatibile, porta incompatibilità, per cui almeno 6 su 7 si dovrà dimettere. Forse probabilmente si dimetterà anche 7 su 7, è probabile, perché altre sono le sue prospettive, e quindi tutta questa cosa ha fatto ritardare all'infinito la data. È arrivata l'ultima data utile, che è appunto il 23 novembre.